Allora sono con Chico Mascaregna. Senti Chico, questa vittoria qua conta come aver vinto un mezzo campionato per il pubblico valdagnese. Ti vediamo sorridente, ti abbiamo visto scambiare anche opinioni con Joao Pinto prima. E che partita è stata viverla in panchina? È veramente difficile, loro sono una squadra molto forte, sicuramente la più forte d'Italia in questo momento. E abbiamo fatto secondo me una bella partita, iniziamo a perdere 2-0, secondo me anche dopo di noi abbiamo la principale opportunità, ma loro sono una grande squadra, sempre che noi sbagliamo loro fa un gol. Ma alla fine la squadra ha reazionato e credo che abbiamo fatto di forma generale una bella partita e claro che con un palalido come questo pieno è sempre un giocatore di più e abbiamo fatto una bella partita. Stasera una cornice di pubblico, l'abbiamo sottolineato anche in telecronaca, veramente importante sia per quello che riguarda Valdagno sia per quello che riguarda Trissino. Un palalido pieno, effettivamente è un sesto uomo. Un Valdagno secondo me sul 2-0 non ha mollato un centimetro, è riuscito a trovare il 3-2 alla fine del primo tempo, quello forse ha cambiato un po' l'equilibrio del gioco. Sì, anche con il 2-0 noi sempre abbiamo stato veramente tranquillo, abbiamo parlato che per vincere questa partita bisogna serenità, anche molta voglia, molta fame, ma alla fine eh, bisogna essere sereno per scegliere bene. eh, e claro, un palalido così, claro che nos aiuta molto. Aspettiamo e vogliamo che la gente di Valdagno e che le piace l'hockey che ritorni più volte perché sicuramente quando giochiamo con un palazzetto così, un palalido in febbre, è chiaro questo anche allo giocatore sempre dà un po' di più. Il palalido era una boia stasera, abbiamo visto anche Luca Sonori e Tiago andare a sottolineare, a incitare i tifosi. Adesso è festa per tutti, complimenti e sempre Forza Valdagno. Grazie mille, Forza Valdagno, ciao. Grazie, Chico. Grazie. Ciao.